facciamo vedere in faccia che così. A posto. Allora, buonasera a tutti, siamo in diretta per intervistare un ospite che ci presenterà un progetto molto interessante, che è Antonio Ferretto della Mestre Volley Center. Antonio, io ho visto un tantan su Facebook molto interessante, perché diciamo che la pallavolo a Mestre è sempre esistita, c'è stata anche una squadra di Serie A, ormai sono passati tanti anni, forse in A2, però ho visto un nuovo interesse su questo sport di squadra, che è un bellissimo sport. Io devo dire, l'ho fatto a livello amatoriale, quindi non sono sicuramente un grande giocatore, ma mi piaceva, perché poi è un gioco in cui non c'è il contatto diretto con l'avversario, è un gioco comunque di tattica, molto tecnico, e comunque è bello, insomma, è stimolante. Tu come ti sei buttato innanzitutto in questo progetto che coinvolge bambini, ragazzi, ragazze, giovani, quindi è un progetto interessante per la nostra città di Mestre, che vuole sviluppare sicuramente un settore che, ripeto, c'è sempre stato, ma che vuole essere rilanciato. Allora, buonasera intanto a tutti. È nato tutto da un paio di telefonate. Una telefonata in particolare del precedente presidente del Mestre Volley Center, che ormai stanco dopo tanti anni di portare avanti questa attività, ha detto quasi quasi io chiudo, e lì è subentrata la mia mestrinità, cioè io Ferretto di cognome, l'arancione nel sangue, lo stadio Baracca, eccetera eccetera, pur essendo un allenatore di pallavolo, non sono mai stato un giocatore di pallavolo, perché io sono stato un giocatore di calcio. Ho detto bisogna fare qualcosa, non è possibile che Mestre non sia rappresentato in uno sport che è uno sport bellissimo, come hai detto anche te, dove conta il fisico ma conta anche il cervello. E allora abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo cominciato a pensare, ma cosa si può fare per ravvivare un po' questa situazione smorta, questa situazione dove sì, ci sono le solite squadre, questo è il solito andazzo, e chi vuole fare pallavolo quello ha e quello può scegliere. E allora abbiamo pensato di ravvivare il Mestre Volley Center. Naturalmente il mio contributo immediato è stato un rinnovamento di tutti i loghi, di tutto quello che riguarda l'aspetto estetico della società. Abbiamo aggiunto l'arancione perché era più forte di me, il colore bianco-blu, rinnovato il logo come lo vedete qui con la torre di Mestre su autorizzazione naturalmente di chi è proprietario di questo logo, e abbiamo creato, che secondo me è una cosa bellissima, la Mestre Volley Academy, lo vedete qui in verticale. Un concetto diverso, un'academy è una scuola di pallavolo dove al centro c'è l'insegnamento, dove al centro c'è l'atleta. L'allenatore senza atleti non è niente, l'allenatore con atleti scontenti non è niente, ha sbagliato il suo lavoro. Il mio ragionamento è sempre quello, ho 14 atleti, uno molla, non sono stato bravo a insegnare la pallavolo a 13 atleti, ma ho sbagliato qualcosa con quel 14esimo che è andato via. Noi lavoriamo a numero chiuso, lavoriamo cercando di valorizzare i nostri atleti anche con ingenti investimenti di strutture, di attrezzature. Pensate solo che per 3/4 dei nostri allenamenti li svolgiamo in strutture private, che non sono le palestre pubbliche, che sono strutture che vengono sanificate. Magari su questo ti interrompo, scusa un attimo, questo lo approfondiamo perché è molto interessante. Diciamo che quindi il progetto nasce dalla voglia di ricreare un movimento forte a Mestre, che abbia un'identità mestrina, e infatti io, in onore del fatto che comunque voglio dire, porti sia lo stemma della torre sia l'arancione, c'è anche qui, non potevo esimermi stasera di portare la nuova mascherina, seppur del calcio Mestre, ma comunque il colore, l'arancione, vale anche per il volley, quindi, e questo è sicuramente molto importante. Poi io devo dire che perdiamoci un attimo sul discorso dello stemma. Lo stemma richiama un po' la torre, e siccome la torre è il nostro simbolo cittadino, è sicuramente
molto importante che ci sia questo ritorno all'identità. Perché l'identità secondo me è anche un fattore per migliorare la propria città, perché altrimenti se non c'è identità, a mio modo di vedere, manca un po' il motore, la voglia, è come se tu fai un lavoro ma non hai né lo spirito né la voglia né la grinta di farlo. È la stessa identica cosa, se tu vuoi migliorare la tua città devi sentirti parte di Mestre, sentirti essere mestrino e voler migliorare, e se tu non lo sei mestrino ma ti piace vivere in questa città, lo vuoi fare. Tu hai scelto lo sport e devo dire che è molto interessante, hai scelto uno sport che a me piace molto, hai scelto anche comunque di creare l'Academy, ma che non è mica un compito da poco, perché per me Academy sì vuol dire insegnare la pallavolo, ma insegnare anche un po' di vita, l'ho sempre detto in tutti gli sport, un po' di vita, un po' di sacrificio, e i nostri giovani secondo me un po' di questi valori e di queste cose vanno trasmesse, altrimenti noi perdiamo delle generazioni che non crescono con i valori basilari, che sono sicuramente il cercare di migliorarsi, sì che tu faccia uno sport che è un lavoro, il cercare di rispettare l'avversario, cercare anche di fargli imparare a perdere e soprattutto cercare di trasmettergli un po' di grinta, di competizione, di sana competizione e di rispetto. Queste sono secondo me le cose più importanti. Detto questo, tu mi avevi accennato anche telefonicamente che questo progetto quindi nasce sì un po' per caso, ma con un'idea di sviluppare qualcosa di molto più grande, e io sono ovviamente più che contento se succede, e partendo dalla base, cioè partendo dai bambini, dai ragazzini, ragazzine, giovani, eccetera. Quindi per creare questo ci vuole anche un'organizzazione mica da poco, però. Assolutamente, il progetto c'è tutto, la pianificazione c'è tutta, gli obiettivi ci sono tutti e, come uso dire scherzando, sono bilancia di segno zodiacale ma sono un ariete, non mi fermo davanti a niente. Se ho un obiettivo e se so che questo è un obiettivo che si può portare a compimento, non c'è storia, si va avanti, si lavora, il tempo serve tutto naturalmente, perché comunque creare una cosa da zero richiede tempo, ma non è la prima volta e non mi ha mai spaventato la sfida, anzi per me questo che fondamentalmente era nato come un hobby è diventato quasi più importante del mio lavoro principale. Ci dedico anima e corpo come tutti i nostri collaboratori fanno, e ognuno ha determinate mansioni e si occupa dall'A alla Z di quello che deve fare, perché comunque è essenziale che tutti siano in grado di remare nella stessa direzione. Se non remiamo nella stessa direzione facciamo solo una grandissima confusione, non portiamo a casa quello che è il risultato che noi abbiamo, che è un risultato comunque che deve svilupparsi nell'arco di 3 anni in termini numerici, parliamo di numero di iscritti, numero di squadre. Quindi i tuoi obiettivi quali sono? Cioè a livello innanzitutto di squadre, quanti bambini e ragazzi vuoi creare, quanti bambini e ragazzi seguirai nelle varie squadre sia giovanili che dei ragazzi dei più giovani, e l'obiettivo qual è? Quello anche di creare una prima squadra che pian pianino possa assumere un ruolo importante nel territorio? Guarda, l'obiettivo è 500 atleti nell'arco di 3 anni. Se consideriamo che in una situazione di Covid, di emergenza come adesso, in 2 mesi siamo arrivati oltre i 100 iscritti, non mi pongo il problema di raggiungere questi numeri, anche perché usiamo dei metodi completamente diversi, sia di allenamento e di tante altre cose nella gestione dei gruppi, e l'obiettivo naturalmente è quello di, partendo dalla base, partendo veramente dal mini volley, dai bambini di 6-7 anni, maschi e femmine, arrivare nell'arco di 7-8 anni almeno ad una Serie C di pallavolo, che non è la Serie C di calcio, per intenderci, però è un livello comunque dove la competizione comincia a essere importante. E farlo con i risultati sportivi, perché l'obiettivo è quello di far crescere dei gruppi che portino dei risultati. Non avrebbe nessun senso in questo momento dire prendiamo una Serie C a tavolino, perché non sarebbe comunque aver conseguito un qualcosa con le nostre forze. E quindi tu
se ho interpretato bene, vuoi costruire la casa ma dalle fondamenta, come ho detto che sia, invece di partire dal tetto tu dici tanto mi faccio le basi, creo un settore giovanile pian pianino sempre più forte, se poi trovo anche dei giocatori che pian pianino crescono e possono anche fare una Serie C, benissimo, e pian pianino da lì costruire qualcosa di competitivo come squadra. Assolutamente. Ma tutto questo ha bisogno di risorse, cioè ha bisogno di risorse, di strutture, e avete coinvolto le scuole? Allora, le scuole sono coinvolte, con le scuole collaboriamo, in questo momento in particolare non possiamo fare l'azione che avevamo già iniziato a fare, ma noi siamo presenti praticamente in tutte le scuole elementari di Mestre. È un'azione molto capillare ed è un'azione mirata a far capire che esiste anche la pallavolo, perché comunque negli ultimi decenni non è stato fatto questo tipo di lavoro comunque nella maniera giusta, nella maniera corretta, e questo porta anche dei risultati di un certo tipo. Sicuramente l'investimento è un investimento notevole. Io ho la fortuna di avere dietro le mie spalle un'azienda che vende in 84 paesi di tutto il mondo, dove io sono titolare insieme a mia moglie, perché comunque il lato finanziario siamo riusciti a gestirlo anche in questa maniera. Giusto per darti un'idea, noi ci alleniamo con i palloni Mikasa che usano in Serie A. In Serie B non usano quei palloni perché costano troppo, noi facciamo allenare i bambini di 6 anni con quei palloni. Perché comunque per noi al centro del progetto c'è l'atleta. Se ci sono gli allenatori ma non ci sono gli atleti e non sono contenti gli atleti, cade tutto, crolla tutto e non funziona più niente. Quindi tu hai messo anche del tuo, quindi sei stato anche bravo da questo punto di vista a mettere delle risorse, perché se non c'eri tu probabilmente questo progetto nemmeno poi decollava. E strutture a livello edilizio, di palestre soprattutto, cosa state utilizzando voi per far giocare questi giovani, questi ragazzi, questi bambini? Questo è un argomento dove potremmo andare avanti a parlare 4 ore. Cerchiamo di ridurre un po' tutto il concetto generale. Sì. Noi abbiamo fatto la richiesta, come fanno tutte le società sportive, di avere degli spazi nelle palestre scolastiche, e seppure abbiamo avuto degli spazi che, da dire, comunque ne abbiamo avuti, sono totalmente insufficienti rispetto alle nostre necessità, e diciamo che anche a livello di proporzioni rispetto a altre assegnazioni che sono state date ci sarebbe da ridire, ma non entro neanche in questo argomento perché non ho voglia di rompere le scatole in questo momento qui. Noi usiamo per 3/4 degli spazi che abbiamo necessità, usiamo strutture private, paghiamo, sono strutture che abbiamo dovuto adibire da zero alla pallavolo, per cui reti, strutture autoportanti, tutte le attrezzature, tutte comprate ex novo e tutte solo per questo obiettivo qui, però abbiamo anche un obiettivo che è un obiettivo di crescere e di crearci una struttura nostra. Non possiamo dipendere da cosa succederà ogni anno, che spazi potremo avere ogni anno. Noi dobbiamo pianificare, nella pianificazione è stato inserito anche il progetto di crearci una struttura nostra, che non sarà naturalmente un palazzetto dello sport come primo step, però mira a essere una struttura che partirà da piccola, ma che avrà tutte le caratteristiche per poter comunque crescere e diventare una struttura dove poter fare la pallavolo, avere il pubblico, avere i nostri uffici, i nostri magazzini, tutto quello che ci va dietro. È un progetto ambizioso, direi, Non è una roba da poco trovare a Mestre degli spazi come intendi tu, penso io. Non è assolutamente facile, facile, purtroppo ci sono una marea di problematiche che delle volte porterebbero a dire esco di 1 metro dal comune di Venezia e che subisco lì. Però io faccio Ferretto di cognome, ho messo l'arancione nei colori bianco e blu della squadra e sono mestrino di Mestre. Io a Mestre resto, farò tutte le mie battaglie, ma l'obiettivo è quello di far capire che Mestre c'è, Mestre è viva, Mestre non è ragazzi e ragazze sedute nelle panchine di un parco, ma è anche di atleti che dedicano il loro tempo e crescono mentalmente, non solo sportivamente, abituandosi a programmare
a lavorare con obiettivi, per cui a tornare a casa da scuola e non perdere tempo perché tanto hanno tutto il pomeriggio, ma lavorare con obiettivi. Io devo studiare fino alle 6 perché poi devo andare all'allenamento, perché non posso saltare l'allenamento per rispetto nei confronti della mia squadra e del mio allenatore. Questo è quello che noi vogliamo portare. No, beh, sicuramente, come dicevo prima, è una grandissima cosa, sia come ambizione, sia come valori che tu trasmetti, sia un impegno non indifferente. Devo farti i complimenti da questo punto di vista, perché non ci sono tante persone come te che lo fanno, quindi anche questo va valorizzato. Dopodiché io spero che pian pianino questo processo possa veramente crescere e tu possa trovare la struttura che tu hai in mente, perché comunque ha bisogno di un investimento, ma soprattutto deve essere un progetto che tu sai che da qui posso fare l'investimento e posso fare la palestra, e quindi ci devono essere devi interloquire anche con l'amministrazione comunale, quindi sono aspetti che ci vuole del tempo, e la burocrazia sappiamo che purtroppo non è nostra amica nel breve termine, insomma, però sicuramente è una cosa positiva per la città, devo dire. Diciamo che la cosa che ti ho chiamato, ma perché vedo che comunque c'è, seppur in un momento di difficoltà che noi tutti attraversiamo storicamente, perché questa è una situazione un po' particolare del Covid, però qualcosa a Mestre si sta risvegliando, con fatica si sta risvegliando, con fatica, perché ripeto, non tutti poi hanno le risorse per poter svolgere determinati o portare avanti determinati progetti, però è sicuramente una grandissima cosa che tu ti sia messo in prima linea per questo, e quindi spero che il tuo esempio, e voglio arrivare al dunque, sia in qualche modo copiato da molti altri, anche imprenditori, professionisti, perché poi io faccio il professionista, ma non è detto che magari un contributo lo si possa dare per qualsiasi tipo di evento, sia come Mestre Mia, anche per pubblicizzare tutto quello che il volley, può essere il calcio e qualsiasi altro sport. In questo momento noi abbiamo dato spazio ai cosiddetti sport minori, ma in realtà che poi non sono poi così minori. Minori nel senso che calcio e basket magari la fanno da padrone, però non possiamo dimenticare tutti gli altri sport che hanno, ce lo diceva anche Gilberto dell'atletica Coin, ci diceva esattamente che aveva più di 200 atleti, quindi cioè noi nel territorio abbiamo associazioni sportive, abbiamo realtà che anche storicamente sono valide, perché l'atletica Coin, il triathlon che si sta sviluppando molto sul terraglio, eccetera, che sono, come dicevi tu, una forma di educazione e uno sviluppo della città, perché secondo me lo sviluppo di una città va di pari passo allo sviluppo dello sport e delle strutture sportive, cosa che in questo momento noi in Comune di Venezia non ne abbiamo tante e sono deficitarie, e quindi io spero che ci sia uno slancio sempre maggiore anche da parte dell'amministrazione in questo senso, perché come dicevi tu, portare, non lasciare i nostri ragazzi fuori, ma insegnargli uno sport è un valore aggiunto immenso, al di là che poi se faranno gli atleti o non gli atleti, quello è un altro discorso, però soprattutto nell'età che va dall'infanzia all'adolescenza è fondamentale che facciano sport, e secondo me lo sport è anche una forma di preservare in un certo ambiente determinati valori e una crescita, certo. Perché se lasciamo fuori e li lasciamo andare questi ragazzi e li abbandoniamo, noi creiamo un danno, non creiamo un qualcosa, e da genitori ci dobbiamo sentire responsabili, questo non va bene, quindi a maggior ragione il tuo obiettivo è molto importante. Adesso quindi tu hai 100 iscritti, hai già formato delle squadre? Sì, abbiamo 8 squadre, partendo da mini volley, arrivando fino all'Under 17, di cui una squadra maschile. E diciamo che sono più le femmine che sono... Sì, allora il femminile ancora fa la parte del leone nella situazione. Diciamo che il maschile comunque c'è, la voglia c'è, arrivano richieste anche da maschi, abbiamo formato una squadra proprio per questo, e addirittura abbiamo dovuto deviare alcuni atleti che ci avevano chiesto, avevano iniziato a allenarsi con noi, però non si riusciva a formare una squadra, altre realtà del territorio che avevano il medesimo problema. Abbiamo detto ok,
sei ne hai te, sei ne ho io, fate la squadra voi, la vita è lunga e vediamo che cosa succede. Comunque l'obiettivo è l'atleta, al centro di tutto c'è l'atleta, per cui per me non è che ho perso 6 atleti, ho dato la possibilità a 6 persone di continuare a fare lo sport che volevano fare. Diciamo, ma io avrei un sogno, riusciamo a far diventare Mestre la città metropolitana vera e propria, il centro della città metropolitana della pallavolo e attirare anche atleti da tutti i comuni limitrofi? Riusciremo Allora, con il tempo? Con il tempo, Mestre comunque ha delle realtà che fanno pallavolo, nessuna riesce ad arrivare oltre a un certo livello. Non è facile, assolutamente, fare sport a Mestre non è mai stato facile in assoluto. Faccio un passo indietro su una cosa che hai detto te, noi andiamo avanti sulle spalle nostre. Io non ho mai chiesto a nessuno di sponsorizzarci, di darci una mano in nessuna maniera, perché comunque sono cosciente, ho 46 anni, sono 46 anni che vivo Mestre e sono cosciente di quali sono le problematiche. Vuoi fare qualcosa, devi farla, punto, devi farla da solo e devi farla funzionare da solo. È un peccato perché comunque ci fosse un aiuto anche, io dico, nei progetti che vuoi portare avanti, di dire io porto avanti un progetto, perfetto, porto avanti un progetto per Mestre, un aiuto da parte delle istituzioni per riuscire a sviluppare questi progetti, però lì andiamo a scontrare con le problematiche di referendum, di gente che è andata a votare, che non è andata a votare, tutte queste cose qui, che non è un argomento che c'entra con la pallavolo. No, vabbè, ma quello è un discorso che, sai, secondo me, come dicevo prima, è un discorso identitario ed è un discorso di voler, più che identitario, anche di voler far bene per la città. Perché uno può essere anche veneziano o torinese o milanese e dire io vivo qui e voglio che la città si sviluppi e via. Se invece ragioniamo sempre nel senso di dire Mestre fa schifo e non c'è niente da fare, allora chiudiamo baracca e burattini, andiamo a vivere su un'altra città. Ma credo che sia un peccato mortale, perché la città, io ho sempre detto, in qualsiasi occasione in cui ho avuto la possibilità di poter interloquire e di poter parlare, Mestre ha delle grandissime potenzialità, solo che volente o nolente non le vedono in molti o non le vogliono vedere, perché poi c'è anche questo aspetto non indifferente politicamente parlando. Però io non voglio entrare in politica, io voglio dire Mestre ha delle potenzialità, ha un bacino di abitanti notevole, con la possibilità di attrarre, perché poi ricordiamoci 30 anni fa, 20 anni fa, quando andavamo in piazza, venivano da Milano, da Spinea, da Marco in piazza Ferreto, non è che questo succedeva per caso, perché questa era la città, questa era la città più importante di tutto il circondario. La vera città metropolitana, mi dispiace anche se si chiama città metropolitana di Venezia, non è Venezia ma è Mestre. Alla fine questa è la realtà. Dopodiché è la forza attrattiva, la comodità, poi possiamo sempre considerare Venezia un gioiello, tutto quello che volete, ma questo è un dato di fatto. Però Mestre ha la possibilità di sviluppare e di poter anche creare le strutture per lo sport e per qualsiasi altra cosa. Quindi io credo che partire dallo sport non è una cosa facile, ma è una cosa fondamentale, e questo movimento che vedo sempre più anche accentuato nei vari sport, perché non dimentichiamo, abbiamo comunque delle squadre per il calcio, per il basket, adesso per la pallavolo, abbiamo delle squadre di tutte le altre discipline, quindi vuol dire che la città è viva. Va dato in qualche modo anche da parte del comune sicuramente la possibilità di creare quelle strutture per poter progredire, perché se noi ci fermiamo a un certo punto, anche chi ha la buona volontà di poter sviluppare dice sì, ma se non ho più le strutture per poter andare a portare i miei ragazzi, i miei bambini a fare sport, allora a quel punto uno si demoralizza, quindi bisogna insistere da questo punto di vista. Ecco, intanto il rischio è di arrivare solo fino a un certo punto e poi dover alzare le mani e dire ma è quello che è successo con il calcio, assolutamente, purtroppo, ecco, quindi bene o male è successa la stessa cosa. Comunque io intanto ti ringrazio per essere venuto, perché ti ripeto, la pallavolo è uno sport importantissimo e anche per le ragazze, per le bambine sicuramente magari più stimolante per i maschietti, anche se tutti lo considerano come uno sport da femminuccia, in realtà
ci devi avere veramente delle prestazioni fisiche e anche delle capacità tattiche per la pallavolo non indifferenti, quindi poi vediamo delle volte anche la nazionale quando gioca. Ti interrompo solo un secondo, cioè la nazionale d'oro italiana è la nazionale degli anni 90 maschile, con Julio Velasco in panchina e con una serie di personaggi notevoli. Si è perso negli anni, però il maschile ha il suo fascino, è completamente diversa dalla pallavolo femminile, però non capisco perché non si possa continuare a sviluppare e portare avanti anche il maschile. Bene, ultima cosa, per quanto riguarda le iscrizioni, devono rivolgersi alla pagina Facebook, c'è un numero di riferimento? Allora, noi segnaliamo sempre 2 numeri di telefono, fra cui uno è il mio, diretto, e possono prendere contatti in tutte le maniere. Abbiamo un sito internet, abbiamo la pagina Facebook. Quindi scusami, il sito internet è mestrevolleycenter.it. mestrevolleycenter.it, sì. Poi c'è la pagina sempre Mestre Volley Center, della pagina Facebook, e quindi possono prendere i numeri di riferimento e potersi chiedere informazioni e potersi iscrivere insomma per le attività sportive. Bene, Antonio, intanto se non hai nient'altro da aggiungere. Una cosa sola, sì. Noi garantiamo a tutti comunque la possibilità di fare almeno un paio di prove gratuite per vedere se l'ambiente gli piace, e con l'iscrizione tutti i nostri atleti hanno la tuta che vedete qui, la maglietta personalizzata, gliene diamo 3 a testa perché è quella che usiamo poi in allenamento, e lo zaino con il portascarpe sotto, perché comunque ci piace anche che si crei un'identità. Ognuno con il suo abbigliamento crea un effetto caos. A noi ci piace che si sentano parte di qualcosa, che è la cosa principale. Il discorso che dicevo, al centro di tutto c'è l'atleta. Bene. Antonio? Io mi intrometto un attimo perché tanto ti faccio i complimenti perché questo progetto è affascinante, dico veramente, e soprattutto moderno, no? Non sembra un termine così, ma invece è veramente, e quindi ti auguro veramente ogni bene, e noi ci siamo anche per la visibilità, se può essere utile. A questo proposito vorrei ricordare che mercoledì è il 25 di novembre ed è la giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo invitato Antonio e qualche giocatore, se potrà venire e rilasciare un proprio commento di solidarietà verso questa piaga maledetta, d'accordo? Quindi fra pochi giorni ci rivedremo e ci rivedremo tutti anche con chi ci sta seguendo ora, e ancora grazie, vi lascio così va in chiusura. Bene, ottimo. Antonio, intanto ripeto, ti ringrazio, ci rivediamo il 25 per un'altra occasione, ma comunque importante sempre per la nostra città, e grazie per quello che fai per i giovani, e un grandissimo in bocca al lupo per realizzare tutti i progetti che hai in mente, perché ho capito che ne hai anche di ambiziosi, quindi io spero veramente che tu, sia per i nostri giovani, per la nostra città, tu possa realizzarli. Questo è importantissimo. Guarda, abbiamo una maglietta emblematica di allenamento dove campeggia una scritta qui in centro, lo scritto mollare mai. Questo siamo noi. Bene, ottimo. Mi piace la tua grinta, la tua voglia di fare e le idee chiare, quindi è fondamentale, e credo che tu sia la persona giusta per questo progetto. Grazie. Ti ringrazio.